La situazione meteorologica, l'ingresso di un nuovo impulso di aria fredda dal nord Europa porta in un primo momento alla rotazione delle correnti dei quadranti meridionali sul settore orientale della regione, ma da domani anche al miglioramento delle condizioni meteo fino ad avere tempo soleggiato ma di stampo invernale per il resto della settimana. Nel corso del pomeriggio cielo nuvoloso, molto nuvoloso, e tra il tardo pomeriggio e la serata le sacche di aria fredda ancora presenti tra il basso alessandrino e la Valle Stura portano ad un temporaneo incremento delle precipitazioni sul settore centrale. Piogge e deboli nevicate o episodi di gelicidio a quota bassa, localmente 300-400 metri. I fenomeni si protrarranno anche durante la prima parte della notte con cumulate al suolo nell'ordine di qualche centimetro. Tra Genovese e Spezzino invece deboli piovaschi in esaurimento notturno e nevicate in serata sul comparto delle Alpi Liguri. Attenzione anche ai vento di libeccio sull'imperiese costiero e levante regionale, invece da nord tra Genovese e Savonese, i mari molto mossi o localmente agitati con onda di libeccio, temperature in aumento ma entro i 15 gradi. Per domani, martedì 25 novembre, la limite prevede nuvolosità sparsa in mattinata con possibilità di piovaschi intermittenti sullo Spezzino orientale, mentre un netto miglioramento delle condizioni meteo porterà a cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della regione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovese e Savonese, ma attenzione al mare, ancora molto mosso a ponente, agitati sulle coste del centro-levante al largo per onda da libeccio. Temperature stazionarie, gelate mattutine nelle aree interne, soprattutto del centro della regione e sui versanti padani occidentali.